Ben ritornati cari telespettatori, e affrontiamo un tema che è molto interessante, riguarda tantissime persone, allo stato attuale anziani o coloro che ineluttabilmente speriamo anche in buona salute lo diventeranno. Un invecchiamento attivo, come deve essere attuato, quali sono le prospettive allo stato dell'arte, ma lo affrontiamo questo tema questa volta dal punto di vista degli artigiani, quindi partite IVA che sono andati in pensione. C'è stato un convegno molto significativo che ha visto la partecipazione anche di figure importanti che hanno studiato questo fenomeno. Noi lo affrontiamo in studio con il presidente dell'ANAP Pensionati della Confartigianato del Veneto, Fiorenzo Pastro. Grazie di essere qui con noi, Presidente. Grazie a lei, buongiorno. E con Mirko Casteller, responsabile area economico-produttiva sindacale della Confartigianato della Marca Trevigiana. Grazie anche a lei, non anziano, ma anzi, che può far parte della categoria young, giovani. Allora, invecchiare attivamente, che cosa vuol dire sostanzialmente per chi è pensionato e quali sono le prospettive? Perché una cosa è il pensionato delle categorie dipendente, del lavoro dipendente, e un altro invece di chi è delle attività artigianali. Sono situazioni anche economiche diverse e il denaro fa la differenza, in parte, no? Sicuramente. Io vorrei fare una piccola premessa. Noi siamo un'organizzazione sindacale che raggruppa 24.000, all'altro giorno 24.247 soci. Naturalmente c'è una stragrande di persone in questa organizzazione che sono protagonisti del mondo della cittadinanza attiva. Noi a livello di Consiglio regionale, siccome a livello regionale c'è in discussione, ma mi diceva l'assessore Lanzarin, è pronta la legge sull'invecchiamento attivo, una legge che si rifà su un progetto a livello europeo, no? Noi abbiamo fatto un convegno per sentire le linee guida dell'assessore regionale per poter essere protagonisti anche noi. Perché protagonisti? Perché il tema è anziano chi? Naturalmente no, è una provocazione positiva, no? Perché delle volte anziano chi? No, è una provocazione positiva perché noi vogliamo essere utili in questo momento, soprattutto con l'invecchiamento della popolazione sarà sempre più difficile gestire la cosa. Direi che noi artigiani, quando andiamo in pensione, quando c'è la prospettiva di andare in pensione, per noi è più fatica smettere che continuare. Ecco perché c'è l'opportunità di poter sfruttare questa risorsa, perché il nostro DNA, il lavoro, è difficile smettere per noi, perché è una vita di lavoro, perché l'abbiamo sempre fatto, abbiamo delle caratteristiche che potremmo mettere a disposizione degli altri, dei giovani, anche per insegnare il lavoro, per accompagnarli su tante cose. Ecco che noi vogliamo inserirci dentro questo contesto per poter essere utili per le future generazioni, ma soprattutto anche per qualsiasi livello, no? Perché ci sono i malati, ci sono i disabili, ci sono tantissime situazioni in cui potremo essere utili. Naturalmente già si dice, mi pare che sia una frase fatta, che siamo già gli ammortizzatori sociali, no? Come nonni nelle famiglie, perché questo è risaputo da tutti. Però noi vogliamo allargare questa possibilità di poter essere utili alla società. Ecco, allo stato dell'arte, qual è la situazione economico-produttiva e poi economica degli anziani della Confartigianato? Beh, allora, diciamo che i numeri li dava giustamente il Presidente regionale, sono numeri significativi. Su base provinciale, in alcune province la più numerosa in termini di iscritti da parte nostra in Confartigianato è Treviso, siamo a 7.400 iscritti circa complessivamente. Però i dati quantitativi non danno il segnale di quello che sta vivendo poi l'anziano oggi. Quello che noi vediamo è che per la prima volta una legge regionale fa ordine. Cioè, in sostanza, ecco, spieghiamo tecnicamente quello che accennava il Presidente. Quello che diceva il Presidente. Allora, finalmente una legge mette in ordine quelle che sono poi le opportunità che l'anziano può svolgere in modo attivo all'interno della società. Cerca di mettere in ordine tutto quelli che sono gli aspetti di co-housing, ad esempio le abitazioni, il fatto che in alcune abitazioni ormai si possono mettere servizi assieme, si possono creare forme di assistenzialismo, ma in qualche modo creare un elemento attivo da parte della figura dell'anziano. L'altro elemento importante all'interno della legge, a nostro avviso, è il fatto che per la prima volta in Veneto
un soggetto pubblico, in sostanza la Regione, si assume la responsabilità di quello che era un ruolo spesso delegato allo Stato, quindi non a livello regionale, cioè la gestione del welfare. Finalmente la Regione ha avuto il coraggio e ha il coraggio di promulgare una legge che di fatto dà l'opportunità a quelli che sono gli anziani di trovare un ruolo non solo più di assistenza ma un ruolo attivo all'interno della Regione. Perché non dimentichiamo che i dati in Veneto sono importanti, si diceva prima. Allora dal 2002 al 2016 noi siamo passati gli oltre 65 anni da un 18% a un 23%. Caspita. Quindi vuol dire che in 10 anni, poco più di 10 anni, abbiamo avuto un 5% di aumento. Naturalmente sappiamo quelle che sono le dinamiche poi demografiche, cioè ci sono sempre meno figli, la media ormai mi sembra sia intorno all'1 per coppia, forse quando c'è un bambino per coppia, ma soprattutto l'altro dato importante è che ogni 100 giovani abbiamo 161 anziani. Quindi il dato, l'indice come viene definito di invecchiamento è fortemente sbilanciato e la previsione per il futuro è che aumenti ancora in modo significativo. Basta guardare anche il modo con cui l'economia si sta spostando, guardiamo le pubblicità per dirne qualcuna, sono sempre più spostate in termini di opportunità economiche verso le persone anziane. È un modo con cui si sta interpretando probabilmente più che una nuova regione, una nuova Italia. Diciamo che sono quelli che hanno, tra virgolette, la busta paga certa. A volte poco, però comunque certo. Hanno il maggior potere d'acquisto, il maggior potere d'acquisto e hanno perso più di tutti, perché erano quelli che avevano i risparmi di fatto. Faccio un esempio, nel 2005 chi ha investito €1 dal 2005 ad oggi, che l'abbia investito in finanza o che l'abbia investito in immobile, se è finanza, cioè borsa, ha perso il 40%. Se l'ha investito in immobili ha perso il 30%. Però se noi guardiamo qual è la fascia demografica nella quale si sono concentrate maggiormente le perdite, sono ancora una volta le persone che avevano la disponibilità. Cioè, chi aveva la possibilità di investire, ovviamente. Sono gli anziani. La domanda da porci probabilmente è: finita questa disponibilità, che è un welfare, come diceva il Presidente, un welfare alternativo allo Stato, che cosa rimarrà? Come potremo reagire? E da qui la nostra associazione sta pensando a dei meccanismi e strumenti anche alternativi. Siamo soggetti attivi, ad esempio, come dicevo prima, nel co-housing, cioè nel creare abitazioni nel territorio che riducono i costi a carico delle famiglie e valorizzino poi l'anziano. Ecco, spieghiamolo bene il co-housing, perché per voi che siete del settore così, ma per molti anche anziani che ci seguono peraltro non è ben chiaro. Lo spieghiamo in modo molto semplice, evitando tecnicismi. Significa ritrovare quello che una volta si diceva farfilò. Farfilò una volta in Veneto significava mettersi attorno a un fuoco, un momento sociale in cui la gente stava. Ecco, immaginate questo nella vita quotidiana, in cui invece di ognuno avere una propria lavanderia a casa, ognuno avere un proprio abitazione, ognuno avere, si creano degli ambienti di condivisione con la riduzione dei costi. È una forte rottura di schemi anche culturali, perché chi è abituato a vivere a casa propria, anche aspirando a un contenimento dei costi, difficilmente si mette poi, però è un tentativo che noi stiamo mettendo in piedi, stiamo anche portando avanti, uno di quelli che stanno anche funzionando, voglio dire, in centro a Treviso. A Treviso ci sono proprio queste attività. Non è naturalmente gestita da noi in questo momento, certo, perché c'è la Casa del Riposo lì, l'ISRA appunto, che sta facendo questo progetto. Naturalmente serve anche per il più possibile sradicare di meno gli anziani, perché più li allontani più. Poi c'è un altro motivo, appunto è cambiato completamente l'aspetto delle famiglie. Sappiamo che ce ne sono su 1.130.000 soli, no? Quelli soli lì dove vanno? Non hanno il supporto della famiglia. Lui ha fatto l'esempio, io dico che una volta c'erano i cortili, no? I cortili dove ci si poteva anche aiutare. Adesso in questo momento è completamente cambiato, c'è gente che vive da sola e la solitudine poi è anche una brutta bestia. Perché condomini, palazzi dove non ci si conosce. Per esempio si stanno cercando di fare queste comunità, diciamo, c'è una parola, dove ci possa essere una badante condominiale, diciamo, no? Anche per diminuire le spese, no? Ci potrebbero essere 1 o 2 persone che possono accudire a tutte queste persone insieme, condividere la spesa.
E poi il fatto di stare insieme e anche aiutarsi insieme. Era quello rapporto che c'era una volta, il rapporto di vicinato, che adesso purtroppo non esiste più. Anche noi siamo stati contagiati dalla vita moderna, che è molto difficilmente, che il rapporto di vicinato è importantissimo recuperarlo per un aiuto per tutti, per un aiuto sociale. Allora vediamo che sul tema della sicurezza, che i più esposti sono gli anziani, no, in questo momento. Ecco che se ci fosse un buon rapporto di vicinato, come c'è in qualche comune, che sono virtuosi, che l'hanno messo in piedi, che quando c'è qualche segnale, che c'è qualche movimento strano, che gente che si raggira per le case, viene subito segnalato tra di loro, no? È un aiuto. Anche perché al di là di tutto questo argomento è anche collegato al fatto che l'anziano è anche più esposto a violenze, furti, raggiri e truffe, quindi questo è un altro problema. È debole, no, in queste proprie occasioni. Guardi, io le posso raccontare tanti fatti purtroppo di questa debolezza, perché la gente arriva a una certa età e chissà perché proprio rimangono le difese. No? C'è gente che ne approfitta, di questo, però diciamo che noi in questo frangente, diciamo, di questa legge, vogliamo entrare. Naturalmente non sto facendo degli slogan, perché adesso noi dobbiamo imparare tutto questo, stiamo facendo un'indagine conoscitiva, perché manderemo un questionario a tutti i 24.000 soci, conosciamo molte situazioni, però non li conosciamo tutti uno per uno, dove che questa servirà appunto per poter entrare anche noi, direi a gamba tesa, cioè di poter partecipare a questo progetto di invecchiamento attivo, perché ci crediamo. Questo è proprio l'aspetto, ci crediamo e vorremmo essere protagonisti. Assolutamente. Ecco, a livello regionale che cosa bolle in pentola? Beh, a livello regionale la legge deve essere presentata a breve. Tanto. Esatto, nei suoi punti che cosa prevede? Allora, no, diciamo che sui punti generali è quello appunto dell'invecchiamento attivo, quello di creare, già c'è quella legge dei nonni vigili e tutte quelle dei nonni che vanno a fare la guardia nei musei, quelle cose lì, però questa nuova legge va a inquadrare in maniera molto più ampia, no, questo invecchiamento attivo. E noi abbiamo avuto l'incontro con l'assessore, abbiamo promosso questo convegno perché ci venisse a portare queste linee guida. Nelle linee guida ce le ha spiegate in maniera, però linee guida dove che sarà molto più facile partecipare, coinvolgere la gente. Noi appunto abbiamo fatto questa cosa perché ci vogliamo inserire, capiremo quando la legge sarà proposta, ci informeremo, spero di essere sul tavolo insieme con l'organizzazione regionale, con l'assessorato regionale, per poter dare il nostro apporto. Noi siamo pronti, abbiamo voglia di farlo, perché noi abbiamo vissuto un periodo socio-economico fortunato, diciamo, quelli almeno io nati negli anni 40, anche negli anni 50, abbiamo cavalcato il boom economico, le periodi vacche grasse, no? Adesso è completamente cambiato purtroppo l'aspetto, no? Ecco che noi, penso, anche appunto per non creare squilibri con le nuove generazioni, abbiamo il compito di poter fare progetti per aiutare i nostri figli, i nostri nipoti. È una frase che io lo usavo tanti anni fa, lui lo sa, perché noi alla nostra età non abbiamo l'ambizione di fare progetti a un lungo termine, no? Mi sembra doveroso questo, no? Però se i progetti sono finalizzati ad aiutare i nostri figli, i nostri nipoti o i più deboli, diventano progetti a lungo termine. In tanti modi, che dopo le spiegherò, non potrebbe essere solo quello di fare il nono vigile o andare a aiutare o trasportare un malato o quelle cose. Posso, se vuole che finisca il discorso, io potrei dire che normalmente l'avere tempo coincide quando che tu vai in pensione, no? Che poi noi artigiani facciamo fatica ad andare in pensione, però coincide. Vai in pensione, cosa faccio? Ecco che lì è il momento magico per poter intercettare questo anziano, per poter dirgli perché non ti metti a disposizione per fare attività, cittadinanza attiva, no? Naturalmente è ovvio che una volta era più facile, fino a 10 anni fa, perché si andava in pensione a 58 anni. Il margine che avevi davanti era più lungo, perché andavano in pensione, chi aveva 40 anni di lavoro, 55 anni, avevano cominciato a 15 anni a lavorare, andava in pensione, a 55 anni, era molto più lungo. Adesso è un po' più difficile la cosa, perché se vai in pensione
65, 66, 67, siamo già sull'età che forse, se non sta, ho chiesto appunto all'assessore, cercate di questa legge farla velocemente, perché non vorrei di passare da utili a utenti, no? Perché naturalmente a una certa età non si possono fare cose di un certo livello, anche per motivi di salute, per motivi di situazioni vari, però è molto importante, ci sono delle cose molto virtuose, io parlo per la provincia di Treviso, soprattutto su una serie di mandamenti, dove che anche essere a fare attività è importante non solo lavorando, anche facendo della solidarietà. Cosa vuol dire? Ci sono molti che si organizzano, fanno delle manifestazioni per raccogliere fondi. Per chi? Per indirizzarli a vari soggetti, a varie onlus, quelle di disabili, tossicodipendenti, a malati, trasporto, quelli dell'Alzheimer. Anche questo è invecchiamento attivo, perché il fatto che ti mette a disposizione per raccogliere fondi, per poter fare questo io lo chiamo invecchiamento attivo, che è meno faticoso, però è molto importante per il futuro. Ci sono altri aspetti tecnici che possono essere rilevanti o anche mutuati congiuntamente da altre associazioni? Questo senza dubbio. Allora, come diceva il Presidente, poi io lo chiamo Presidente formalmente, ma con Fiorenzo abbiamo costantemente, ormai da più di 7-8 anni sulla Treviso, ma 10 lui con il ruolo che ha, stiamo cercando di presidiare, dando anche un nuovo ruolo poi quella che è la figura dell'anziano. Quello che emerge chiaramente è che la crisi ha reso molto più povere le famiglie, molto più povere gli anziani, quindi noi abbiamo la disoccupazione giovanile che è passata dal 2007 al 6,5% al quasi il 21 oggi, 20-21, quindi in 7 anni abbiamo triplicato la disoccupazione giovanile e questa disoccupazione, se non vediamo i ragazzi per strada, significa che comunque c'è un'alternativa economica e chi la sta creando, la stanno creando le persone che hanno più stabilità economica, che sono gli anziani. La caduta del reddito delle famiglie è indiscutibile, dal 2008 a oggi hanno perso, come dicevamo, più del 30-40% di potere d'acquisto e la legge regionale apre uno spiraglio di normativa, oltre che di, speriamo, disponibilità finanziaria a bilancio regionale, perché ci aspettiamo anche questo per sostenerla, in modo tale da dare un'opportunità non solo di gestire i passaggi generazionali nelle imprese artigiane, come diceva prima il Presidente, ma anche dall'altro lato dà la possibilità di strutturare un po' tutto il tema del volontariato, sul quale noi oggi vediamo spesso elementi anche di concorrenza con l'attività economica reale, pensiamo ad alcune strutture, perché sta succedendo anche questo, se non è normato può succedere su questo. Sul tema del passaggio generazionale, come si diceva nelle imprese, noi abbiamo grandi opportunità lavorative, quindi smentizziamo il fatto che non ci sia prospettive occupazionali. O meglio, e questa è una cosa da spiegare, effettivamente. Noi abbiamo il problema di molte imprese che stanno chiudendo e non sanno a chi poter trasmettere le competenze che in quelle imprese sono state maturate nell'arco di anni. Stiamo parlando di attività artigianali che quindi sono veramente un patrimonio di ricchezza, di know-how anche indiscutibile, che si sta perdendo perché non si riesce a trovare il giovane che voglia intraprendere quella strada. Assolutamente sì, li possiamo anche citare, semplicemente l'esempio, diceva il Presidente, è stato fotografo per anni, ha fatto questa esperienza, ma pensiamo a tutto il mondo della tappezzeria, pensiamo al mondo dei fabbri, pensiamo al mondo che noi mettevamo come solo artigianato artistico. In realtà queste sono professionalità che si confrontano a livello mondiale. Noi abbiamo fabbri che stanno intervenendo negli Emirati Arabi, fanno cancellate da oltre 100.000 euro e si confrontano su realtà che sono i beni di lusso, non sono i prodotti prettamente definiti dell'artigianato, e quindi in questo caso qua noi ci troviamo di fronte a grandi opportunità. Il passaggio generazionale, se si considera che solo un'azienda su 3 riesce ad arrivare alla seconda generazione, è un tema forte, perché risolverebbe il problema occupazionale e darebbe grandi opportunità
a chi vuole trasmettere competenze di essere utile ma soprattutto necessario per l'economia che stiamo vivendo. Quindi da questo lato, e la legge mi sembra inizi a dare i primi segnali di normativa. Che questo è un altro aspetto importante, quindi quando viene normata la cosa è codificata, insomma è già più chiara. Certo. Torniamo su questi aspetti, naturalmente se volete partecipare potete farlo, pubblicità pochi secondi, poi siamo di nuovo insieme.